Allora, direi che a questo punto siamo in live, quindi bentornati su Parresia. Come dire, sono direi l'ultimo, forse, canale che ha fatto ripartire questa stagione. È un po' strano, è stata anche in parte dura questo agosto non poter tirar fuori dei contenuti, ma oggettivamente parlando ero anche in vacanza e credo che tutti ci meritiamo una vacanza. Allora, prima di entrare, diciamo, nel vivo, ripresentarvi il nostro ospite, che io già saluto, cioè ciao Giovanni, grazie di nuovo di essere qui. Io vorrei fare varie premesse che non riguardano adesso l'argomento di questa live, ma che riguardano in generale il canale in sé per sé. Allora, sto affrontando, diciamo, un periodo di vari impegni istituzionali, tra gli altri anche un mio, diciamo, ritorno all'università, quindi insomma sarà parecchio pesante anche riuscire a portare dei contenuti, anzi questi probabilmente verranno anche abbassati rispetto all'anno scorso, che io insomma mi ero prefissato sempre 4 live, diciamo, al mese. A sto giro invece spero di riuscire a portare almeno 2 al mese. Lo so che è molto poco, però anche la preparazione di una live richiede tanto tanto tempo. Tu ne sai qualcosa, Giovanni, quindi è molto pesante, molto soddisfacente, specialmente se la live va, diciamo, a fleggare anche mie personali soddisfazioni e anche, insomma, argomenti di mio gradimento, come questo di oggi. No, tranquillo Marco. No, non andrò a fare quello che hai scritto in chat, ma intanto saluto Marco Bognardi che ci sta seguendo, grazie. Però insomma, questa premessa mi sembra dovuta perché se mi vedrete, insomma, anzi, sarà più il tempo in cui non mi vedrete rispetto a quando mi vedrete, sarà di fatto per questi motivi, quindi non è per cattiveria, ma perché di fatto ho bisogno di tempo anche per, per delle priorità che eludono, insomma, la parte riferita più che altro al canale. Però ciò non toglie che i contenuti ci saranno e di questo io ve lo prometto. Chiusa la parentesi, entriamo nel vivo allora di questa live e se non ricordo male... Comunque scusa, io Prego. dico, diciamo, mi inserisco anche pro domo mia, nel senso che Vai. qualora vi sentiste orfani perché magari una sera volete vedere una diretta di Parresia e per motivi appunto che vi ha detto Luca non ci sarà, potete venire da me a vedere le mie dirette, quindi diciamo che riusciamo a essere complementari nell'offerta di contenuti di ambito storico, quindi diciamo che ci aiutiamo anche in questo e non vi preoccupate, diciamo, se Luca sarà impegnato cercheremo tutti gli altri canali di essere diciamo all'altezza di poter sostituire anche in quelle giornate l'assenza di Parresia. Grazie mille. Tra l'altro oggi e probabilmente anche la prossima live sarà comunque alle ore 16, non alle consuete 18, per ovvi motivi, perché ho proprio questi impegni problematici. Ripetiamo, torniamo adesso però sull'argomento, perché se no, insomma, vi annoiereste e lungi da noi che, insomma, ci sia tutto questo... tutta questa noia che non serve, e quindi andiamo direttamente a cosa parleremo oggi. Di un personaggio, l'avete aspettato così tanto, tra l'altro. Partiamo dal presupposto che l'ultima live con te, Giovanni, qui da me, fu una live, diciamo, di un personaggio, posso dirlo, estremamente noioso, come Vittorio Ambrosio. Una persona che, per quanto sia arrivata ad essere, a scalare comunque gli alti ranghi della parte, diciamo, militare, del comparto anzi militare del Littorio, in realtà però insomma non ha fatto, cioè non si è messo così tanto in luce, era sempre nell'ombra. E tra parentesi, proprio nel tuo libro I generali di Mussolini ne parli proprio così, cioè nel senso è una persona che non si era mostrata molto, ma che nonostante tutto è riuscito a scalare le vette. Qui Ma invece parliamo dell'esatto...
però possiamo dire che proprio perché abbiamo parlato di Ambrosio riusciremo a capire meglio Messi, nel senso che le fasi temporali, le fasi anche di progressione dei generali di cui stiamo parlando, che ripetiamo hanno una loro appunto un loro concatenamento, no? Abbiamo affrontato il tema dei capi di Stato Maggiore dell'esercito in sequenza della seconda guerra mondiale, e adesso stiamo parlando dei capi di Stato Maggiore generali, ossia Cavallero, Ambrosio e Messe, che ci danno secondo me proprio per questi alti e bassi, no? Cavallero con delle prospettive, delle capacità, ma anche degli intrighi di cui abbiamo parlato. Ambrosio che apparentemente ci sembra inferiore, che ci sembra meno interessante, e probabilmente lo è, come abbiamo detto e come il nostro pubblico ci ha sottolineato, per una carriera abbastanza grigia, nonostante sempre in progressione, ma proprio per questo motivo ci dà lo spessore e la possibilità di andare ad apprezzare ancora di più la scelta verso Messe in un momento così particolare come quello successivo all'8 settembre, tra l'altro, di cui l'anniversario è proprio domani. Quindi entra perfettamente in linea all'interno di un'analisi complessiva degli alti comandi delle forze armate italiane della seconda guerra mondiale, perché appunto solo avendo visto quello che c'è stato prima riusciamo a capire, ad apprezzare quello che ci sarebbe stato dopo. Sì, quindi insomma è tutto studiato, abbiamo pensato a tutto, come Certo, si direbbe in Boris. No, certo. e infatti oggi appunto parleremo, ormai l'hai già detto, però è giusto aumentare un po' di più la teatralità, parleremo proprio di Giovanni Messe. Di fatto, tra i generali e i capi di Stato Maggiore del Regio Esercito, possiamo dire così, in un periodo comunque che fu veramente buio per la nostra storia italiana, possiamo considerarlo un po' forse non dico un astro, però sicuramente il miglior generale che potevamo avere per l'epoca. E a questo punto, insomma, direi di darti la parola, Sì, Giovanni. Io ovviamente sì, metto qui sì, le tue slide che hai sì, prontamente sì, preparato e sì. direi di darti la parola. Sì, Prego. dicevo, io l'anticipo subito, una sorta un po' come le puntate di Colombo, dove si sa già dall'inizio chi è l'assassino, e diciamo il gusto di vederle è riuscire a fare l'operazione inversa. Messe ha la sua particolarità, e dobbiamo dirlo subito, è il senza ombra di smentita il miglior generale italiano della seconda guerra mondiale. È colui che è passato attraverso tutti i gradi dei sottufficiali e tutti i gradi degli ufficiali, quindi è stato da soldato semplice, ha fatto tutti i gradi fino ad arrivare a sottotenente, e poi ha ricominciato fino ad arrivare a maresciallo d'Italia, senza tra l'altro aver mai frequentato né l'accademia militare né la scuola di guerra, e soltanto comandando reparti. Non ha mai fatto servizio a via 20 settembre, al ministero, allo Stato Maggiore, quindi prima ovviamente di diventare capo di Stato Maggiore generale, quindi non è che ha fatto il capo di gabinetto o altri incarichi che gli hanno permesso di avere delle conoscenze tali ministeriali da favorire la sua carriera senza avere invece saggiato la polvere del terreno, del campo oppure dei reparti. E allo stesso tempo è colui che, tranne la guerra di Spagna, ha partecipato a tutti, dico tutti, i conflitti e le operazioni oltremare dal 1900 al 1945, compresa la Cina, compresa la Libia, compresa l'Albania 2 volte. Quindi veramente è un personaggio che ha dato grandissima capacità, appunto, a parte il commento ironico di Marco che dice che l'accademia e l'università fanno danni, ma non è tanto il fatto di fare danni, il fatto è che in alcuni ambienti, come può essere la carriera militare, non sempre e quindi ovviamente non stiamo parlando di un medico che deve operare e quindi deve avere delle conoscenze che, cioè, non è, adesso non vorrei essere contraddetto, ma non credo che si diano le lauree honoris causa in medicina, perché ovviamente per fare il medico devi avere un percorso tale da saper fare il medico, aver studiato patologia, anatomia, eccetera, eccetera. Mentre per fare il militare, probabilmente rispetto a tanti studi che sicuramente sono importanti e hanno dato lustro a tantissimi ufficiali o militari in genere, in questo caso Messe è un po' l'eccezione che conferma la regola. È colui che, sapendo fare il mestiere delle armi sul campo, ha dato dimostrazione
che anche veramente, e qui arriviamo, qui mi sembrava un po' importante dirlo subito perché poi ci spiega quello che accade dopo, che il figlio di un operaio, di un muratore, il padre si è alternato tra fare il muratore e fare il pastaio, no, diciamo, ha avuto nella sua vita 11 figli. Pensate già fare 11 figli, la moglie che cioè una vita, dare da sfamare a 11 bocche, bambini, facendo appunto alternando tra appunto il muratore e altre attività, manuali come appunto in un forno, eccetera. Quindi capiamo bene in una realtà poi come della Puglia, quindi diciamo veramente è la prova provata che un personaggio come Giovanni Messe, che ha avuto la determinazione, la capacità, l'intelligenza, l'onestà intellettuale soprattutto di percorrere una carriera impeccabile sotto ogni punto di vista e di dare soprattutto una testimonianza di patriottismo, di valor militare al paese. E sappiamo come, e avendolo visto nelle altre biografie, l'Italia ha spesso nei suoi alti vertici zoppicato parecchio, e se no diciamo, la guerra purtroppo non sarebbe andata in quel modo anche a livello politico. Se Detto posso, se sì, posso aggiungere, ma sì, sicuramente lo direi successivamente, Giovanni, Messe fu anche un personaggio talmente dedito comunque al Regio Esercito e all'Italia, fondamentalmente come Stato, come rappresentazione proprio di quello che è lo Stato e non il regime, sì. che per l'epoca destò anche parecchie problematiche allo stesso Messe a un certo punto della sua carriera, o sbaglio? Sì, nel senso Messe, lo diremo, nonostante non abbia mai abiurato una sua fedeltà, alla monarchia o comunque a un sistema conservatore, non ne parleremo della sua seconda vita, quella dopo il congedo in cui avrà incarichi parlamentari, no, e sarà sempre con degli incarichi di partiti conservatori, partiti di destra, quindi non possiamo aspettarci da un militare il fatto che sia un rivoluzionario o che abbia derive comuniste. Questo ovviamente anche perché appunto poi aveva partecipato alla guerra contro l'Unione Sovietica, quindi con delle caratteristiche anche di natura ideologica all'interno ovviamente della guerra, non è che lui fosse bandiera di ideologie particolari, lui faceva il tecnico, faceva il militare e quindi si è trovato a combattere contro tot nemici nei momenti in cui lo andremo a vedere, ha comandato anche i reparti tedeschi fino al maggio del 43 per poi trovarcisi dopo 6 mesi contro. Lui portava la croce di ferro al collo, quindi non è che stiamo parlando di uno che non ha fatto niente o che non si è mai diciamo, creato problemi a prendere delle posizioni all'interno della guerra. Nonostante questo, e questo non è cosa da poco, egli è sempre stato con una dirittura morale all'interno di contesti in cui era inappuntabile sotto ogni punto di vista. Ciò ovviamente con delle recriminazioni da parte del potere politico, soprattutto durante il regime, il fatto che fosse antipatico a tanti, che dimostrasse come la capacità e il merito fossero più validi, più pesanti a livello di carriera rispetto agli intrallazzi, e questo lo vedremo pure perché dopo il 43 lo stesso Mussolini nel libro Una storia di un anno lo considera un traditore, il fatto che egli abbia proseguito la sua carriera dopo l'8 settembre, al fianco del re, facendo il comandante supremo delle ricostituite regge forze armate. Questo è un elemento fondamentale per capire anche il senso della misura, no? Il senso della misura. Si dice sempre che bisogna avere un senso della misura all'interno di un rapporto gerarchico e un rapporto importante come quello sia delle forze armate. Non si è mai adagiato di fronte a scelte prese da altri, si è preso lui la responsabilità di molte delle scelte prese, lo vedremo, anche contestando, anche criticando, ma non perché quella critica o quella contestazione potessero dare un beneficio pratico a lui, ma secondo lui potevano essere degli elementi per favorire la gestione della stessa macchina militare, che è cosa che non veramente, ripeto, non è cosa da tutti. Abbiamo visto personaggi come Badoglio, come lo stesso Cavallero, no? Roatta, eccetera, che hanno spesso e volentieri preso delle decisioni, delle scelte tali da favorire principalmente loro stessi e le proprie carriere e forse in maniera residuale lo Stato, la patria, le forze armate in genere.
Quindi fatta questa forse troppo ampia, ma secondo me fondamentale precisazione e introduzione per capire anche il personaggio che stiamo per iniziare la biografia, diventa anche sintomatico di come è stato capace veramente di avere questa progressione di carriera che altrimenti sarebbe stata impensabile per un figlio di un manovale nato alla fine dell'Ottocento in Puglia, e questo è un elemento che potrebbe stupire, ma andremo a capire come stupisce fino a un certo punto. Possiamo andare avanti con la diapositiva. Ecco qua. Allora, iniziamo subito dicendo che egli inizia la sua carriera senza un titolo di studio, non ha neanche la licenza elementare. Questo perché appunto la condizione familiare non gli permetteva di poter studiare, di poter avere accesso a quello che all'epoca era diciamo anche obbligatorio, diciamo che sappiamo come le leggi scolastiche in Italia nel periodo liberale avevano un minimo ma che non c'erano dei controlli, quindi essenzialmente se non ci sono i controlli l'obbligo scolastico è pari a zero, se appunto soprattutto in realtà così remote della penisola. Ma Messe, di fronte alla prospettiva di continuare con delle attività manovali, delle attività che possono appunto dedicarsi all'edilizia rispetto appunto all'attività di pastaio del padre, decide di intraprendere la carriera militare. Quindi nel 1901 egli ha 19 anni, si arruola in fanteria e inizia subito un percorso in cui dimostra, ripeto, nonostante egli non abbia una preparazione intellettuale pari a zero, ma con grande acume, con grande intelligenza, si dice rubare con gli occhi, no? È un termine che spesso sentiamo, no? Diciamo, il mestiere che si ruba con gli occhi. Ecco, Messe rende concreto questo modo di dire, nel senso che riesce a sommare insieme una disciplina, perché appunto il militare, soprattutto quando sei nel rango più basso del soldato, devi solo che obbedire, quello non è che devi fare altro. Quindi di fronte a una capacità di sapere essere al proprio posto, ma saper dimostrare di poter guadagnarsi giorno dopo giorno delle maggiori responsabilità. Perché? Perché capisce i problemi e sa risolvere qualsiasi tipo di situazione di cui si deve occupare. Ovviamente se fa il caporale si deve occupare di determinati problemi, se deve fare il maresciallo in altri. E vediamo quindi come nel giro di 9 anni, perché dal 1901 al 1910 stiamo parlando ovviamente di 9 anni, poi all'interno c'è una vita intera, ma in questi 9 anni egli riesce a percorrere tutti i gradi dei sottufficiali. Io ho sintetizzato soltanto quelli principali, ma c'è sta oltre a caporale c'è caporal maggiore, oltre a sergente c'è sergente maggiore, marescialli all'epoca erano tre livelli dei marescialli, quindi non è che non abbia percorso quei gradi, no, no, li ha fatti tutti sempre avendo incarichi progressivi di comando, e questa è una cosa che va sottolineata. Egli ha sempre avuto incarichi di comando dei rispettivi reparti equivalenti al grado, quindi se era una squadra poteva essere poi un plotone, eccetera. Quindi vediamo come una sua situazione che va progressivamente adagiandosi su la comprensione delle problematiche. In questo periodo da rilevare appunto il periodo della Cina. Nel 1903-1905, un periodo particolarmente delicato, erano scoppiati negli anni precedenti dal Una 1900. rivolta dei boxer. Esatto, dal 1900 poi con il 1901 con l'intervento progressivo dei contingenti europei, ma anche giapponese, quindi diciamo i vari contingenti. Sono delle foto bellissime, se avete piacere andate a cercare su internet, sono delle foto in cui troviamo dei rappresentanti di tutti i paesi, no? In fila, no? C'è il bersagliere italiano, il marine americano, il soldato francese, quello tedesco, quello austro-ungarico, quello zarista, quello nipponico, no? Abbiamo veramente la affermazione dell'Occidente inteso in senso lato, perché c'è pure il Giappone, no? Per capirci, all'interno di quella situazione così complessa come può essere la rivolta dei boxer, tra l'altro magistralmente rappresentata nel film 55 giorni a Pechino, no? Diciamo, nel film 55 giorni a Pechino vediamo tutte queste delegazioni che hanno una natura politica, ma che ovviamente sono appoggiati da contingenti militari, per quanto esigui, ovviamente sarà poi
si potrà nel tempo, considerando che la zona di occupazione, il territorio afferente all'Italia verrà soltanto perduto dopo l'8 settembre del 43, occupato dai giapponesi. Quindi diciamo che la Tientsin, no, diciamo abbiamo questa continuità che arriva fino alla seconda guerra mondiale. Quindi è importante anche contestualizzare questo impegno. Mi si sente? Sento, c'era scritto audio? Mi si sentite? Sì? Questo Io ti okay, sento benissimo. okay, Ti ho alzato un po' il microfono, okay, vediamo okay. se funziona così. Io ti posso interrompere un Sì, come attimo, no, Giovanni, sì, riguardo la questione Cina e anche la rappresentazione proprio di quel periodo, perché è assolutamente interessante, specialmente perché viene rappresentato non solo, forse non così tanto, però l'esperto di cinema sei tu, da parte del cinema occidentale questo periodo qua, quanto invece viene ripreso molto spesso dal cinema cinese o di Hong Kong, anche per una questione di importanza della propria storia e anche uso un po' particolare della storia stessa cinese, no? Ehm, Imperniata molto anche sul patriottismo, su un periodo in cui veramente, cioè, già lo scoppio della rivolta dei Boxer è particolare proprio perché ci furono queste varie delegazioni straniere che praticamente invasero in un certo qual modo il paese del dragone, ma specialmente perché è anche da qui che in qualche modo lo spirito cinese del futuro Kuomintang e poi successivamente del partito anche di Mao, quindi parliamo ovviamente del partito insomma comunista di Mao Zedong, ovviamente insomma prenderà anche tanti elementi per costruire anche una narrativa e anche un'unità da questo punto di vista della loro storia e della loro ovviamente nazione. Sì, hai detto bene, 55 giorni a Pechino come film, ci sono tantissimi film, persino film di arti marziali, tra parentesi, sì. e si nota tantissimo anche questo grande, in parte anche giustificato, se ci mettiamo ovviamente diciamo nei panni ecco, del popolo cinese, livore verso ovviamente quello giapponese, persino film come il primo film anche di Bruce Lee, di cui adesso mi sfugge il nome, però lo recupero pure, chat, aiutatemi un attimo, dove lui oltretutto è l'allievo del maestro Wou Yanjia, e se non sapete chi è Wou Yanjia andate a vedere chi era, perché era un maestro di arti marziali anche molto famoso almeno lì in quel paese, e ha anche un certo connotato patriottico, e da cui tra l'altro fu fatto persino un film molti anni dopo con protagonista Jet Li che si chiama Fearless e che ne racconta in maniera molto romanzata ovviamente la storia. Scusami per questa piccola No, 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 digressione. hai fatto bene perché ci inquadra, ripeto, l'importanza anche di una missione di questo tipo, che non è comune, nel senso che, nelle altre biografie, magari di, personaggi un po' più anziani di Messe, che magari avevano negli stessi anni partecipato alle operazioni in Africa, che poteva essere in Africa orientale, no, in Eritrea, in Somalia. A Messi ovviamente manca quel pezzo, cioè ci andrà in Africa dopo, nell'11, quindi prima dell'11 non ha esperienze africane, cose che magari avevano i vari Badoglio o altri. Però al contempo, in quel momento, c'era quell'avvenimento come la Cina e lui c'era. E quello sarà un elemento caratterizzante della sua carriera iniziale, no, in cui poi non ti spieghi: ma come ha fatto uno arruolato nel 1901 senza neanche la quinta elementare nel giro di 9 anni a diventare sottotenente? Ecco, è la prova provata di come all'interno di un percorso anche di fortuna, perché appunto se fosse rimasto in guarnigione, in una caserma italiana probabilmente non avrebbe avuto tutte quelle capacità di potersi mettere in mostra, di poter dimostrare le sue capacità. Magari lo avrebbe fatto in modo diverso, però sicuramente anche quel biennio in Cina è stato sicuramente di grande impulso per dare un'accelerata alla sua carriera. Guarda, due parole, due ma veramente telegrafiche, perché questa parte secondo me è molto interessante e ti fa capire anche da un punto di vista geopolitico come era inserita l'Italia anche in quegli anni, no? Cioè siamo in un periodo in cui, se facciamo forse un parallelismo, poi
fermami se sto dicendo solo corbellerie, però se facciamo un parallelismo rispetto agli anni di cui stiamo parlando, se guardiamo almeno una cinquantina d'anni prima, l'Italia era in un contesto un po' di presenzialismo, cioè doveva inserirsi in qualche modo nello scacchiere internazionale anche con una piccolezza, no? Però bisognava inserirsi, bisognava farsi notare da tutte le altre grandi potenze ed essere riconosciuta da parte delle altre grandi potenze. Esempio, gli accordi di Plombier, per esempio, giusto per dirne una, Sì, sì, quale sì, ma esempio per la Cina. la politica di Cavour che prosegue, questo sicuramente lo Esattamente. ritroviamo anche sia in tutta l'epoca liberale, quindi arrivare fino alla prima guerra mondiale, a quello che sarà fino al 22, ma anche per certi aspetti nella politica successiva, cioè il fatto di avere il complesso di essere l'ultima delle grandi potenze o per paradosso la prima delle piccole potenze, no? Cioè, l'Italia, se anche oggi, diciamo, cioè, nascondiamoci dietro a un dito, nel senso che il fatto che molto spesso l'Italia non venga considerata o venga chiamata soltanto a giochi fatti è la prova provata di come vi sia stata e vi sia ancora sempre la necessità di confermare, di andare a dover ribadire la propria importanza all'interno di un circolo, di un tavolo in cui l'Italia deve sempre un po' sgomitare. Questo valeva per la guerra di Crimea e ovviamente valeva per la Cina e sarebbe andato a valere anche per altri contesti. Tornando invece alla carriera di Messi, qui ce lo troviamo nel 1910. Io ho messo qui, diciamo, per i puristi vedranno subito che i gradi al copricapo è già da capitano, però non sono riuscito a trovare una foto da sottufficiale o da sottotenente, quindi mi perdonerete l'aver scelto una foto da un grado un po' più alto del sottotenente, ma me lo permettete perché diciamo, non sono riuscito a trovare una foto più rispondente a questo decennio. Però tornando a bomba, possiamo andare alla slide successiva in cui abbiamo un altro periodo particolarmente importante, potremmo dire quasi quello che fa conoscere Messe, perché appunto il periodo tra la guerra di Libia e la prima guerra mondiale e la fine della prima guerra mondiale diventa l'occasione per un rilancio delle sue competenze, appunto passa in maniera molto importante appunto la guerra italo-turca, dove inizia anche a ottenere le prime decorazioni, le prime medaglie al valore, che gli danno lustro sia per una presenza sul territorio, ma anche come comandante di uomini. Egli rimane in Libia fino al 17 e quindi diciamo che non partecipa alla prima parte della prima parte della prima guerra mondiale, ma questo ovviamente non significa che egli non faccia nulla, anche perché appunto, ripeto, ha un primo assaggio importante della conoscenza dell'Africa, che sarà fondamentale anche per la prosecuzione della sua carriera, oltre al fatto di avere quelle esperienze che la guerra nel deserto portano, perché appunto la guerra del deserto molto spesso viene paragonata un po' alla guerra in montagna, no? Diciamo che paradossalmente sono due guerre completamente diverse, una è in salita e una pianeggiante, ma hanno le stesse difficoltà, la carenza di appigli sotto l'aspetto del comfort, no? Delle difficoltà, della lotta contro la natura prima ancora che contro il nemico, e questo sicuramente ha una sua valenza molto molto importante. E ripeto, la esperienza libica di questi 5 anni e mezzo circa lo portano veramente ad avere una approfondita conoscenza dell'arte militare, quindi del saper gestire le situazioni e gestire gli uomini, che poi è l'altro elemento fondamentale, perché molto spesso ci si dimentica che il condottiero è condottiero perché conduce qualcuno, perché porta qualcuno, perché riesce a farsi seguire dai propri uomini, riesce ad avere un carisma, ad avere un ritorno, un'autorevolezza, un'autorità rispetto a coloro che egli comanda. Non è un comando di imperio puro e semplice, sì, potrebbe anche sfociare in quello, ma la gente non ti segue o non ti segue raggiungendo quegli obiettivi. Invece questo elemento è fondamentale perché? Perché appunto dà poi la capacità di Messe nel periodo tra il 17 e il 18, in cui
arriva sul fronte delle Alpi, in cui appunto in un momento anche particolarmente difficile come quello dopo la ritirata dall'Isonzo al Piave, che poi è il momento cruciale, no? Abbiamo raggiunto la situazione del Piave, in cui è il momento più basso della condizione militare italiana durante la prima guerra mondiale, no? Diciamo che sì, ci sono dei grossi problemi anche a livello organizzativo, un esercito che va riformato quasi appunto dopo le grandi difficoltà. Ci sarà le chiamate alle armi delle classi più giovani, quella del 99, quella del 1900, e quindi c'è sicuramente un rilancio, anche una necessità di doversi ricollocare all'interno dell'equilibrio con gli altri alleati, no? Diciamo che siamo messi un po' sotto balia da francesi, soprattutto dai francesi e in parte dagli inglesi, quindi questo è un elemento molto importante. E nonostante ciò Messe, impegnato sul GRAP, diciamo nel quadrante appunto del Piave, riesce come comandante di battaglione a dimostrare grande capacità e soprattutto imprimendo quell'atteggiamento, e qui emerge un po' la specificità di Messe come ufficiale dei bersaglieri, lui che aveva iniziato dalla fanteria di linea ma che poi era piano piano passato ai bersaglieri, e alle squadre d'assalto, gli arditi per capirci, diciamo quelli che possiamo noi comunemente chiamare arditi, che all'epoca appunto avevano delle consistenze di battaglioni, di reparti, che tra l'altro il nono, quello che oggi chiamiamo Col Moschin, no? Diciamo, Col Moschin deriva da Col Moschin, dal colle che si trova appunto nei pressi del Monte Grappa. Quindi questo è un elemento importante nell'andare anche a capire l'elemento simbolico, l'elemento di appartenenza a determinati reparti che sono diventati famosi, sono diventati valorosi anche perché avevano tra i suoi comandanti gente come Messe. E questo è un elemento di come si dice, di specchio, no? In quegli stessi mesi in cui Messe ottiene 3 medaglie al valor militare, i reparti che lui comanda, pensiamo appunto al nono reparto d'assalto che egli comanda, ottengono anch'essi delle decorazioni al valor militare, fino ad arrivare appunto alle massime decorazioni. Quindi è un grande elemento di specificità simbolica. Lo vediamo in questa foto. Questa foto è una foto che racconta tantissimo per chi la sa leggere. Il fatto che egli abbia le mostrine al bavero non si vede, ma sono di colore nero perché sono gli arditi, ha la giubba aperta con la maglia sotto, e questa è una specifica degli arditi, perché era una specifica di quel momento, e quindi rappresenta come egli è un valoroso comandante, un valoroso ufficiale superiore che comanda reparti chiamati al massimo sacrificio, al massimo rischio, con grandi risultati. E questo è fondamentale anche per la comprensione di quello che sarà poi la carriera di Messi. Qui si capisce un po' il passaggio da un ufficiale che può avere avuto anche fortuna a un ufficiale che può avere avuto anche fortuna, ma che ha capito e ha saputo esprimere il suo proprio grande valore e le sue proprie competenze. Perché sennò, ripeto, sarebbe rimasto sottotenente dopo aver avuto una carriera molto brillante negli anni 10. No, ha confermato anche in guerra, durante la guerra di Libia, la guerra italo-turca e poi la prima guerra mondiale, una sua specificità anche al fronte. Possiamo andare avanti. Ecco qua. Quindi qui grosso modo avevo anticipato quello che ho detto poco fa, quindi diciamo con la promozione al 18 a maggiore e poi a tenente colonnello, battaglione d'assalto sul Grappa, e quindi la sua, e anche qui vedete la giubba aperta, no? Vedete la giubba che all'epoca non era tipica dell'esercito. Il Regio Esercito avrà le giubbe aperte a partire dal 1933-34, qui già nel 18 c'è questa caratteristica. E vedete, guardate che bellissima silhouette, anche le foto ci raccontano, ripeto, le foto sono fondamentali per andare, e qui mi scaglio quando vengono scelte delle foto un po' così arronzate, no? Diciamo che proprio oggi ho fatto un post su Facebook in cui ho trovato in un mercatino una foto in cui si diceva foto della prima guerra mondiale, vendevano una foto prima guerra mondiale, sì, ma c'hanno le giacche aperte e non è Messe, quindi erano sicuramente degli anni 30, quindi anche bisogna avere una conoscenza
tecnica di come erano le uniformi. Citiamo l'altro ieri, ieri Giulio Poggiaroni di Italian Military Archives, che ha fatto una bellissima live sulle uniformi della Regia Marina. Ecco, anche le uniformi ci raccontano tante. Guardate questa giubba di Messe. Abbiamo il grado alla manica da tenente colonnello, abbiamo la giubba aperta, abbiamo le mostrine con le due pipe, con le due fiamme nere degli arditi, e guardiamo quelle strisce che ha sul petto. Quelle sono strisce di decorazione, sono 3 strisce, e ogni striscia ha al suo interno delle decorazioni, quindi ne avrà almeno 12, diciamo almeno 9, 12 decorazioni, quindi dimostra che nel 1918, dopo un periodo di meno di 20 anni nelle forze armate, ha guadagnato tante decorazioni, tante onorificenze anche al valore, non solo al valore, ma principalmente al valore. Quindi questo è veramente sintomatico di come la sua progressione di carriera è determinata da tantissime occasioni in cui si è dato da fare e ha saputo sempre mettere spesso il proprio valore, la propria anche rischio della vita nei confronti delle forze armate del paese. Dimenticavo un'altra cosa che mi è venuta in mente guardando la foto. Se notate, sopra all'avambraccio, sopra quel rettangolo con le 2 stelle, quel rettangolo dorato, argentato, con le 2 stelle, no scusate, è dorato con le 2 stelle che indica tenente colonnello, c'è accanto una specie di croce, non so se la vedete. Ebbene, quella croce, che sarebbe una corona con 2 gladi, significa che lui è stato promosso per meriti di guerra, e quindi ecco l'elemento aggiuntivo, che per qualsiasi tipo di promozione veniva dato quel tipo di distintivo. Quindi è un elemento aggiuntivo rispetto alla capacità di essere un validissimo comandante. Detto questo, andiamo avanti. Ecco qua, vedete come adesso c'ha la giubba chiusa, perché non fa più parte in quel momento degli arditi, è tornato a essere, in questo caso è un ufficiale dei bersaglieri, c'è il fregio sul copricapo che ci dice che è un colonnello dei bersaglieri. Detto questo, però ha una sua particolarità che adesso dirò. Finita la guerra non finiscono le attività oltremare dello stesso Messe, perché nel 1920, già impegnato, viene mandato in Albania. Voi direte: in Albania che ci va a fare nel 1920? La situazione in Albania era particolarmente effervescente. L'Albania, che nasce come stato autonomo, stato indipendente dopo le guerre balcaniche, no? del 12, del 13, con una situazione molto difficile e molto controversa all'interno di contrapposizioni diplomatiche, no? L'Italia ha un suo interesse anch'essa nell'avere un avamposto all'aldilà dell'Adriatico, avamposto a maggior ragione necessario perché vi erano stati dei tentativi per ottenere qualcos'altro al tavolo della pace che non erano stati ottenuti, ma aveva ottenuto un isolotto saseno, un poco più che uno scoglio al di là dell'Adriatico, ma sicuramente l'apertura, diciamo la bocca dell'Adriatico, il canale di Otranto, era un elemento importante e ritenuto fondamentale per gli interessi geostrategici dell'Italia. E quindi all'interno di dinamiche di controllo del territorio, occupazioni larvate, eccetera, quindi bisognerebbe fare un discorso amplissimo, ma ripeto, non abbiamo il tempo. Quindi viene impegnato anche Messe in queste missioni, che hanno appunto il doppio ruolo di essere presenti sul territorio e affermare il proprio interesse, la propria presenza fisica anche al di là dell'Adriatico. E all'interno di questo percorso di carriera Messe viene nel 1923 nominato aiutante di campo del re, che era un titolo onorifico che veniva dato agli ufficiali più valorosi, più valenti, più meritevoli, ed è una cosa importante che un ufficiale come lui, ripeto, che non ha fatto l'accademia, che non ha fatto la scuola militare cioè ha fatto come ufficiale di complemento, poi diciamo no di complemento, scusate, come ufficiale, ma che veniva dai sottufficiali, quindi aveva una sua differente formazione intellettuale, non ha fatto la scuola di guerra, quindi capite bene come paga anche questo aspetto. A un certo punto arriva a poter andare a accedere alla scuola di guerra, che è l'istituto all'epoca, a oggi si chiama diversamente, che forma i futuri colonnelli, i futuri alti dirigenti delle forze armate con specificità con attività specifiche, ma che deve essere fruito
in un momento specifico della propria carriera, non lo puoi fare né prima, non lo puoi fare né da capitano né da colonnello, e lì si trova che ha avuto una sua progressione di carriera anomala, che si trova in ritardo rispetto alla possibilità di poterla fare, quindi non fa neanche la scuola di guerra per questo motivo. Nonostante questo viene nominato aiutante di campo del re, e lo vediamo nella foto, perché sempre al Bavero ha le solite pipe, diciamo le 2 fiamme che adesso sono diventate sarebbero cremisi, perché dei bersaglieri, vedete c'ha il bavero è nero e ha sopra due fiamme di colore cremisi, e quelle sono le tipiche cosiddette pipe, o diciamo fiamme a 2 punte dei bersaglieri, e sopra ha una stella con una corona sopra. Ecco, quel fregio è il fregio del essere aiutante di campo del re, quindi un elemento importante. I nastrini sono diventati 2, ma sono più lunghi, quindi diciamo le decorazioni sono sempre le stesse, e notate come al braccio abbia un fregio con un gladio con gli allori, che era la sua partecipazione agli arditi nella prima guerra mondiale. Quindi anche qui la sua uniforme ci caratterizza degli elementi ben specifici della sua ricca esperienza militare. Arriviamo al 27 con la sua promozione a colonnello, colonnello comandante di un reggimento bersaglieri di stanza a Zara, e qui arriviamo sempre a quel discorso che ho fatto prima, che vale per l'Albania, vale anche per Zara. Zara in realtà era territorio italiano, attribuito all'Italia appunto a seguito delle varie trattative seguenti alla prima guerra mondiale, con una serie di problematiche eccetera eccetera, ma Zara rappresenta un punto fondamentale, perché è l'unico territorio effettivo italiano in terra di Dalmazia, però è un esclave o un enclave, dipende dai punti di vista, quindi ha una sua specificità anche territoriale, amministrativa particolare, e per questo Messe non è solo il comandante del reggimento bersaglieri di stanza a Zara, ma neanche il comandante del presidio, perché capite bene che il presidio era particolarmente piccolo e lui come colonnello comandante era il più alto in grado a Zara, quindi acquista anche in questa specificità il doppio ruolo di comandante di presidio, cioè il più alto in grado a Zara, e quindi diventa anche elemento importante per capire una sua formazione anche diciamo protopolitica, diciamo così. Non ha ovviamente delle caratteristiche politiche in senso largo del termine, però ha comunque una sua specificità, perché deve gestire anche delle possibili complicazioni di ordine politico, perché comunque si trova a Zara e intorno c'è il regno dei serbi, croati e sloveni, quindi non è che siamo all'interno di una realtà così tranquilla, cioè le frizioni tra l'Italia e la Jugoslavia esistono e esisteranno da lì fino alla seconda guerra mondiale. Possiamo andare avanti. Ecco qua, arriviamo agli anni 30, appunto egli ha fatto un lungo percorso da colonnello a Zara, per arrivare nel 35, e siamo già verso la guerra d'Etiopia, no? È un periodo ancora dove si riprende la politica del regime, che ha avuto una sua stasi bellicistica negli anni 20, no? Si dice sempre che negli anni 20 il dittatore ha curato la parte interna, ha fatto prevalere la politica interna rispetto alla politica estera, mentre negli anni 30 la politica estera torna di prepotenza negli obiettivi e nelle priorità dell'Italia. E questo ovviamente si va a esplicare anche nella preparazione della resa dei conti contro l'Etiopia. E qui nel 1935 appunto Messe viene nominato comandante interinale della terza brigata Celere. Importante, lui è colonnello ma viene chiamato a un incarico superiore, perché la brigata è in genere comandata da un generale di brigata, quindi già iniziamo anche con incarichi che hanno una loro specificità superiore al suo grado effettivo, e questo è già un altro elemento che ci aiuta a capire come precorre i tempi. Gli vengono dati degli incarichi che lui li può fare, tant'è che poi arrivano anche le promozioni, perché se comandi una brigata da lì a poco ti devono fare generale di brigata, perché diciamo hai il merito e le capacità per farlo. E questo è importante anche leggere il tipo di brigata. La brigata Celere, l'elemento di Celere in quel periodo era un elemento abbastanza anche ambiguo, perché l'elemento Celere nelle truppe militari in genere è legato a
al movimento, no? Se è celere vuol dire che si muove in maniera anche celere, appunto, veloce. E all'epoca, all'interno delle riforme del sottosegretario nonché capo di Stato Maggiore generale Baistrocchi, veniva creata una sorta di connubio si chiamava tra biada e benzina, nel senso che c'erano elementi ancora legati alla trazione animale, cavalleria o altre tipologia di specialità montate a cavallo, e cose che erano un po' più legate alla meccanizzazione, quindi a elementi motorizzati o meccanizzati, ma all'interno di questa sorta di scatola enorme c'erano anche truppe con le biciclette, per dire, c'erano i battaglioni, i reggimenti di bersaglieri ciclisti, quindi abbiamo veramente il tutto e il contrario di tutto, e all'interno di questo elemento si aveva la presunzione o la speranza di poter essere dinamici in guerra, che era un po' figlia degli arditi, no? E qui tutto torna, no? Come nel 17-18 Messe era stato tra i comandanti di quelle specialità della fanteria che aveva una propensione all'attacco, una propensione all'elemento di movimento, così allo stesso tempo Messe si trova all'interno di queste unità che, seppur con tutte le contraddizioni che abbiamo detto, hanno sicuramente una vocazione al movimento, all'elemento dinamico. E questo continua anche appunto durante la guerra d'Etiopia, nel 1936 viene promosso generale di brigata e automaticamente viene anche nominato comandante interinale di una divisione. Quindi capiamo bene che se il genere di brigata comanda in genere una brigata, il genere di divisione in genere comanda una divisione. Quindi invece Messi si trovava a comandare la brigata quando era ancora colonnello e la divisione quando era ancora genere di brigata. Quindi anticipa e dimostra di avere quelle competenze e capacità per gradi superiori, per incarichi sempre maggiori, e quindi gli permette di avere sempre una rispondenza e una appetibilità rispetto agli incarichi che via via gli vengono forniti. Appunto, senza entrare troppo nel dettaglio, diciamo, nella guerra d'Etiopia riesce a, nonostante pure lì le mille contraddizioni della guerra d'Etiopia, con momenti di stasi e momenti di anche difficoltà operativa, ma Messe riesce a dimostrare le proprie competenze e la propria grande professionalità. Possiamo andare avanti. Dicevamo, lui non partecipa alla guerra di Spagna, è l'unico conflitto italiano in cui egli non è protagonista, ma una volta tornato in Italia nel 1936 cioè viene incaricato all'interno dell'Ispettorato delle Truppe Celeri, che era un ente che appunto era dedicato allo sviluppo, alla messa in essere, alla specificità, all'addestramento anche di tutto quello che era all'interno del concetto di truppe celeri. Quello che vi ho detto prima, no? Il discorso di biciclette, cavalli, automezzi, carri, ovviamente quelli che c'erano, le varie modalità, anche perché sia nella quantità che nella qualità dei mezzi, perché appunto purtroppo per una questione anche congenita dell'industria italiana non sempre si riusciva, ma anche della pigrizia mentale. Pensiamo che in quel periodo non dobbiamo mai dimenticare che il capo di Stato Maggiore Generale, ossia il coordinatore di tutte le forze armate, è sempre Badoglio, e Badoglio legato ancora al mulo della prima guerra mondiale, da artigliere diciamo, per lui l'elemento dinamico è il mulo che gli carichi sopra un pezzo d'artiglieria e lo mandi sul sentiero in montagna. Quindi di fronte a questa anche chiusura mentale degli alti vertici bisogna capire e ponderare le possibilità che le truppe celeri possono avere in quel momento. Però nonostante questo Messe dimostra le capacità, le competenze per andare avanti in questa strada, e appunto poi diventa nel 38 generale di divisione, quindi gli viene riconosciuto il grado che corrisponde al tipo di incarico offerto, e diventa comandante della terza divisione celere, che era una divisione particolarmente prestigiosa all'epoca. Tanto che poi l'anno dopo, nel 39, nell'aprile del 39, quando viene uno dei tanti azzardi della politica estera italiana, la spedizione in Albania, che andava a concretizzare quella volontà espansionistica di occupazione dell'altra sponda dell'Adriatico di cui ho detto prima, e quindi è importante come Messe l'Albania la conosceva, perché c'era stato
quasi 20 anni prima, non era un luogo, questo è importante, che Messe spesso torna, come si dice, l'omicida spesso torna sul luogo del delitto, e Messe invece spesso torna in luoghi in cui già ha avuto comandi e che quindi ha le capacità per andare anche a capire il territorio, perché comunque già c'ha avuto delle esperienze pregresse. E detto questo, egli verrà nominato vicecomandante del corpo di ispezione Albania. Il comandante era Alfredo Guzzoni, un personaggio anch'egli particolarmente rappresentativo del regime, dopo sarà anche sottosegretario, diventerà sottocapo di Stato Maggiore generale, quindi una figura anche, sarà comandante dell'armata in Sicilia durante lo sbarco in Sicilia, per dire, quindi diciamo che si trova anche a interloquire con personalità che più o meno autorevoli e più o meno importanti all'interno delle dinamiche dell'evoluzione della guerra, eccetera. E quindi Messe, come vicecomandante del corpo di spedizione, inizia a trovarsi di fronte anche ad altre problematiche. La spedizione in Albania fu una spedizione, durò poco fortunatamente per noi, ma perché gli albanesi stavano messi veramente in maniera oscena, c'erano delle forze armate veramente indecenti, tra l'altro che avevamo addestrato noi tempo addietro, quindi diciamo che l'Albania non era la miglior, diciamo, la miglior diciamo, formazione che potessimo trovarci contro, e fu sostanzialmente una passeggiata di salute, ma nonostante ci fossero dei problemi gravissimi. Considerate solo come quando vennero fatti i carichi dall'Italia, da Bari o da dove partivano le navi, avevano sbagliato, avevano messo da una parte solo i mezzi motorizzati e da un'altra parte solo i combustibili. Quindi ci troviamo che magari scaricavano i mezzi senza il combustibile o i combustibili senza i mezzi, oppure erano diciamo, gestiti male i carichi. Quindi capite bene come fu una situazione veramente drammatica. Filippo Anfuso, che era sostanzialmente il braccio destro di Ciano, nel suo diario, forse in maniera forse un po' troppo enfatica, ma disse che sarebbe bastato che gli albanesi avessero una brigata di pompieri che ci avrebbero ributtato a mare. Probabilmente esagerava, però è sintomatico di come il capo di gabinetto del ministro degli esteri, Galeazzo Ciano, potesse scrivere una cosa del genere. Poi, ripeto, era una cosa scritta così, una sorta di butade, però diciamo, è sintomatica di una realtà così drammatica come poteva essere quella della prima del 39 in Albania. Possiamo andare avanti. Ecco qua, allora ci troviamo con l'entrata in guerra dell'Italia nella seconda guerra mondiale. Messe continua il suo percorso fino ad arrivare appunto ad essere vicecomandante del corpo d'armata celere. Vedete come aumenta il livello sempre a livello interinale o vicecomandante di qualcosa che è superiore al suo grado, quindi già preannuncia un incarico successivo. Era colonnello e la brigata, era generale brigata la divisione, è generale divisione, vicecomandante del corpo d'armata, quindi una progressione che sicuramente denota anche una stima, una capacità di essere, ripeto, apprezzato, nonostante poi le gelosie, le ripicche che abbiamo detto e che diremo fra poco. Quindi partecipa alle sfortunate fasi della guerra, il fronte francese, vabbè, con quello che sappiamo, una guerra, diciamo, un confronto con la Francia piuttosto rapido, ma diciamo che viene vinto per procura dei tedeschi, un po' come la terza guerra d'indipendenza, sostanzialmente, diciamo che paghiamo quello scotto. E il fronte greco-albanese, che cosa ne vogliamo dire? Una situazione drammatica sotto ogni punto di vista, dall'ottobre del 40 fino all'aprile del 1941. Però all'interno di questa situazione molto molto complicata, Messe riesce sempre a dimostrare una capacità di riaffermare le proprie capacità più autentiche, più sottili, più audaci, più intelligenti dell'arte del comando. Tant'è che nel 41, siamo arrivati ormai al giugno del 41, quando scatta l'operazione Barbarossa, i tedeschi calpestano il patto di non aggressione di meno di 2 anni prima e attaccano la Russia, l'Unione Sovietica, e Messe, ormai promosso generale di corpo d'armata perché ne ha viste tante, ha avuto tante esperienze belliche, riesce a essere individuato come comandante dell'OXIR, ossia il corpo di spedizione italiano in Russia. Però che succede? Che nel frattempo, e qui apriamo una parentesi, ma veramente la apro e la chiudo subito, nel frattempo c'è stata
la fine della campagna contro la Grecia, con il ritorno in Italia di Cavallero. Cavallero che dal dicembre del 40 era divenuto capo di Stato Maggiore Generale, ma che non aveva esercitato de facto l'incarico perché stava in Albania, era contemporaneamente comandante in Albania, e quando torna nel maggio del 41 decide che deve egli gestire la cosa, non vuole più le interferenze precedenti. Prima c'era stato Guzzoni, il citato Guzzoni, che era sottosegretario alla guerra ed era sottocapo di Stato Maggiore Generale. Arriva Cavallero e toglie la carica di sottocavo di Stato Maggiore Generale e dice che i due incarichi devono essere separati, uno l'ha tolto proprio e deve trovare delle persone alternative. E nella liquidazione di Guzzoni, Messe è tra i papabili come sottosegretario alla guerra. Poi non ce lo faranno, io dico meno male che non ce lo fanno, anche che probabilmente si sarebbe forse bruciato, e viene mandato in Russia come comandante dell'Oxir. Anche qui c'è un elemento di fortuna. Inizialmente il comandante doveva essere Zingales, il generale Zingales, che però arriva in Ungheria e c'ha tipo una colica, un problema di salute, lo viene ricoverato, una situazione emergenziale, devono trovare in fretta e in furia un nuovo comandante e scelgono Messe, che sembra in quel momento la persona più valida. Quindi viene mandato Messe in Russia e qui inizia l'esperienza durante la campagna di Russia. La campagna di Russia, come sappiamo, ha delle fasi alterne. Tra il giugno del 41 l'Italia entrerà con l'Oxir a partire da luglio-agosto nell'estate avanzata, con inizialmente una progressione a seguito dei tedeschi, ma un po' a fisarmonica, no? Sappiamo come, non devo entrare qui a spiegare la campagna in Russia, che non è ovviamente il luogo, però diciamo che la situazione è molto altalenante, molto a fisarmonica, con un grosso problema per l'Italia, perché l'Italia sì ha un corpo d'armata che però non ha tutta quella motorizzazione adeguata allo scopo. La Russia è grande, bisogna avere movimento, ma movimento serio, no? Con le biciclette e i cavalli e cose simili. Bisogna avere anche delle capacità di mezzi adeguati. E visto che la dispersione dei fronti, la dispersione della Libia, la Russia, i Balcani, eccetera, sappiamo che c'è una dispersione tale che non sempre si riesce a fornire tutto a tutti. E racconta Messe di come egli avesse sudato le proverbiali 7 camicie per spiegare ai tedeschi. Lui dipendeva dai tedeschi perché i tedeschi avevano i gruppi d'armata, lui era un corpo d'armata, capiamo bene come appunto doveva adeguarsi, era il più alto in grado degli italiani. Esatto, proprio lì voglio arrivare. Il discorso è che doveva sudare 7 camicie per spiegare come si chiamava divisione autotrasportabile, i tedeschi mettevano come simbolo una ruota dentata, convinti che potesse avanzare come una loro divisione o loro divisioni motorizzate. In realtà non era così, ma la realtà era che questi andavano spesso e volentieri a piedi, quindi diciamo che non riuscivano a fare quelle avanzate tali come si aspettavano i tedeschi. Quindi capiamo bene come veramente vi fu una capacità anche relazionale, anche di attrito, di contrasto, perché poi Messe, ripeto, era uno che parlava schiettamente, uno che non è che le cose se le nascondeva, c'era uno che quando aveva il desiderio di dimostrare le proprie ragioni aveva grande capacità, però questo in molte occasioni veniva apprezzato dagli stessi tedeschi perché sapevano che non raccontava storie, non raccontava favole e che quando diceva di poter fare una cosa la faceva. E questo viene anche ricompensato perché adesso, sempre guardando l'uniforme di Messe, notiamo che a parte che sopra alla tasca, no? C'è una tasca, ci sono delle solite due nastrini con le medaglie, no? E sopra abbiamo ben due cose che sono quelle stesse di prima. Prima ce n'aveva una sulla manica, una promozione per me di guerra, adesso ce n'ha ben due, ma oltre a questo ha sia al collo che sulla patta della tasca c'ha due croci di ferro perché gli vengono consegnate, vengono diciamo attribuite le due classi, la seconda e la prima classe della croce di ferro. Quindi è un elemento anche importante per un apprezzamento, che poi molte di queste decorazioni fossero date così per
rappresentanza al comandante degli altri eserciti alleati è un altro paio di maniche, però sicuramente il fatto che Messi abbia ottenuto tutte e due le classi di questa decorazione, quindi anche quella al collo, è sinonimo che ci sapeva fare, che era apprezzato dai tedeschi, e questo apprezzamento deriva anche dal fatto di saper risolvere quei problemi di cui vi dicevo. Molte volte gli stessi comandi italiani a Roma non si aveva la percezione di come si combatteva in Russia e di quali fossero gli equipaggiamenti necessari. Chiedevano stivali imbottiti, pellicce di varia natura per riuscire diciamo, nella fornitura standard. Il Regio Esercito non aveva tante o tali diversificate cappotti con pelliccia o addirittura stivali imbottiti, e Messe fu particolarmente anche furbo nell'utilizzare la cassa che c'era nel corpo di spedizione per comprare in loco molte di questi abbigliamenti, di questi capi di vestiario che potessero essere utilizzate dalle sue truppe. Quindi aveva pure una capacità quasi proto-imprenditoriale, no? Nel gestire la logistica, l'intendenza di quello che serviva effettivamente al soldato sul campo, adesso senza dover scadere nelle fantomatiche scarpe di cartone, che in realtà non era così, cioè andammo veramente messi male, non c'erano le scarpe di cartone, però diciamo che sicuramente anche uno scarpone buono Ma tra parentesi, indumenti che oltretutto Messe cercò di far anche acquistare non solo da i paesi insomma che attraversava, quindi cioè sì, specialmente slavi, ma pure nel sì. mercato nero, perché Sì, c'era una ma forte necessità di come no, queste certo, vettuali. certo, ma nessuno poi ha contestato, ha criticato questo tipo di acquisti, perché erano funzionali alle necessità della guerra, alla necessità di adeguare quel tipo di teatro operativo con i mezzi che si avevano a disposizione. E ovviamente la logistica italiana era particolarmente deficitaria, e ne abbiamo parlato poi io sul mio canale con la lettura del diario di Cavallero, ne ho fatto veramente in abbondanza, però questo significa anche saper gestire una situazione in base a quello che tu trovi sul territorio, che ovviamente non era la stessa cosa. Se a livello standard l'uniforme che potesse essere estiva o invernale era la stessa per la Grecia, per la Jugoslavia, per non dico la Libia, perché ovviamente sarei eccessivo, però non è la stessa cosa. L'uniforme che mandi per la Russia deve essere un po' diversa, e bisogna averci degli studi, delle specificità, delle adeguatezze, e quindi questo molte volte non c'era, e Messe cercò di gestirla nel miglior modo possibile. Possiamo andare avanti. Ecco qua. La situazione si va a complicare quando nel corso del 42 il dittatore italiano decide di aumentare il corpo di spedizione per andarlo a rendere un'armata, un'intera armata. E questo significa, oltre a un appesantimento di tutto quello che abbiamo detto, no? Diciamo, già si aveva difficoltà a gestire un corpo d'armata, figuriamoci un'armata con la sua specificità. E questo creò tensione non solo tra Messe e gli alti comandi di Roma, Cavallero, eccetera, ma anche con lo stesso ufficiale incaricato del grado superiore, ossia Gariboldi, che venne nominato come generale dell'Armir, quindi si passa da XIR, Corpo di Spedizione Italiano in Russia, a Armata Italiana in Russia. Gariboldi, come viene comunemente definito, non era un fulmine di guerra, era abbastanza mal giudicato, che però aveva forse una sola qualità, e la sola qualità era di essere molto obbediente, molto assertivo, soprattutto nei confronti dei tedeschi. Lo aveva dimostrato l'anno prima, quando era il
era diciamo il vice, non era proprio il vice, però diciamo, per semplificare, era il vice di Graziani in Libia, e poi sarebbe stato anche il vice di Bastico in Libia, cercando di risolvere i rapporti con i tedeschi, specificamente con Rommel, che nel frattempo era arrivato in Libia, e quindi aveva paradossalmente un credito nei confronti dei tedeschi, che lo giudicavano un comandante abbastanza malleabile da poter essere anche sfruttato a proprio vantaggio. Esattamente ciò che non era Messe, cioè Messe era colui che ti diceva, ti spiattellava in faccia la verità, ti faceva, ti dimostrava le sue ragioni, però alla fine non potevi dargli torto, perché poi alla fine molte delle volte aveva ragione, anche se ti contestava. Garibaldi era esattamente l'opposto, era colui che accettava tutto, anche le cose sbagliate, e quindi inevitabilmente non si poteva che raggiungere obiettivi sbagliati se le capacità erano quelle di una situazione così complessa come quella dell'Armire. E quindi nacquero degli scontri continui tra Messe e Garibaldi, tant'è che alla fine dopo l'estate del 42 ci fu un tacito accordo, e quindi Messe venne richiamato in Italia. Nel frattempo ottenne la promozione di generale d'armata, perché comunque aveva meritato l'esperienza in Russia, lo aveva ben qualificato anche per un incarico superiore a quello del corpo d'armata, e venne mandato in Tunisia. Allora, la situazione della Tunisia era particolarmente difficile dopo la battaglia di El Alamein del ottobre-novembre, la terza battaglia di El Alamein, fine ottobre, primi di novembre del 42, contemporanea all'operazione Torch anglo-americana nel Maghreb, quindi sostanzialmente i due fuochi, quello britannico dall'Egitto e quello americano inglese, più americano, una aliquota minima di inglesi, essenzialmente americano, dall'Algeria, che appunto avanzano, e la Libia si trova schiacciata, e quindi viene anche occupata la Tunisia, l'Italia e la Germania occupano la Tunisia, che era un territorio francese, ma all'interno dello sgretolamento anche della Repubblica di Vichy vengono operate delle occupazioni. Viene occupata la Corsica, viene occupata la Francia meridionale, quella che era proprio la Repubblica di Vichy de facto non esiste più, e viene anche occupata la Tunisia. E la Tunisia diventa sostanzialmente l'ultimo baluardo della difesa dell'asse in Africa settentrionale. E Messe diventa sostanzialmente l'ultima spiaggia, all'interno anche qui di una dinamica molto complessa. Io non entro nel dettaglio, potrò sembrare molto superficiale in quello che vi dico, però diciamo, per rendere, stiamo facendo la biografia di Messe, non stiamo facendo la biografia delle varie, la radiografia delle varie battaglie, quindi permettetemi una sintesi molto, molto tagliata con il coltello, ma questo ci inquadra anche la situazione particolarmente complicata, perché Rommel, che è divenuto il comandante del gruppo d'armate, 2 armate che sono in Tunisia, tra l'altro Rommel che presto dovrà tornare in patria, e all'interno di questa dinamica particolarmente complicata anche nei rapporti tra italiani e tedeschi, no? Siamo alla fine del 42, inizio del 43, il 43 già è un anno che sappiamo dove va a parare, no? Quindi diciamo che già ci sono tutti i presupposti per quello che ci sarà nel corso dell'evoluzione di quell'anno, e quindi capite bene come i rapporti tra italiani e tedeschi sono molto difficili, anche proprio perché la Libia ormai è persa, la situazione è complicatissima, e ci sono anche delle visioni, delle strategie diverse: asserragliarsi in Tunisia finché dura la Tunisia, o trovare il momento giusto per lasciare la Tunisia e aspettare il nuovo obiettivo degli anglo-americani. Anche qui entriamo in questa dinamica, no? Anche perché gli italiani sanno che se cade la Tunisia, il prossimo obiettivo o è la Sardegna o è la Sicilia, o comunque l'Italia peninsulare. Diciamo, sì, c'erano possibilità, ci saranno i depistaggi sui Balcani, la Grecia, la Jugoslavia, eccetera, però diciamo che il passaggio successivo molto probabilmente è un territorio italiano, e questo ovviamente preme agli italiani per tutti i motivi che sappiamo. Quindi nascono anche qui degli attriti, delle difficoltà, delle differenti opinioni nella gestione sia tattica che strategica del fronte tunisino. E anche qui Messe, che viene nominato comandante
di un'armata, che sarebbe l'ex armata corazzata italo-tedesca, quella che era comandata prima da Rommel. Quindi in questo momento specifico Messe è un generale d'armata che comanda anche divisioni tedesche. Questo è importante, non è superfluo dirlo. È uno dei pochi generali italiani che comanda fino al 43 ovviamente, unità tedesche, perché appunto all'interno di questa armata, era un'armata mista, che poi diventerà la prima armata italiana, però era l'ex armata corazzata italo-tedesca. E quindi arriviamo alla situazione della primavera del 43, aprile, maggio 43, in cui la situazione è disperata e Messe è l'ultimo che si arrende, è l'ultimo che cede le armi solo perché gli arriva l'ordine che può arrendersi. La situazione è diventata disperata, non serve più a nessuno la difesa a oltranza, quindi gli arriva da Roma a metà di maggio il telegramma in cui dice generale Messe si può arrendere, e con l'occasione viene promosso maresciallo d'Italia. Quindi ecco come vi è la certificazione di come anche nel momento della resa, ma c'è una resa perché si è combattuto con grande valore, con grande determinazione, e proprio per questo motivo viene promosso maresciallo d'Italia. Viene fatto prigioniero degli inglesi e quindi esce dal gioco, esce dalla realtà della guerra guerreggiata, quindi passa l'estate del 43 al di fuori di ogni complicazione, quelle complicazioni che abbiamo visto invece negli altri generali, no? Ambrosio, Roatta, Badoglio, eccetera, che hanno una loro vita propria nell'estate del 43, no? Con tutto quello che ne consegue più nel lato negativo che nel lato positivo. Detto questo, quindi arriviamo all'8 settembre con il passaggio del governo, del capo del governo e degli alti vertici militari che arrivano in Puglia, con una situazione da gestire soprattutto nei confronti degli alleati. Perché? Perché Badoglio, seppur screditato, in quel momento non può essere sostituito, ma possono essere sostituiti i suoi capo di Stato Maggiore dell'Esercito e capo di Stato Maggiore generale, ossia Roatta. Scusate che rimetto a posto la telecamera. Roatta e Ambrosio. Perché? Perché hanno delle pendenze con i jugoslavi, quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, no? Diciamo, hanno spiccato nei loro confronti dei mandati e sono impresentabili, non possono proseguire. No, non verranno mai giudicati per quegli addebiti, ma non possono proseguire nei loro vari incarichi, ossia capo di Stato Maggiore dell'Esercito e capo di Stato Maggiore Generale. E qui non si trova altro che trovare dei sostituti che possano essere invece presentabili, che non si sono macchiati di disonore e che hanno combattuto fino all'ultimo momento, sacrificando anche se stessi. E quindi non si trova migliore alternativa che richiamare dalla prigionia Messe come capo di Stato Maggiore Generale, quindi al posto di Ambrosio, e Paolo Berardi come capo di Stato Maggiore dell'Esercito al posto di Roatta. E qui inizia l'ultimo periodo della guerra, quello 43-45, in cui appunto lui è il comandante supremo, comandante delle forze armate, delle ricostituite forze armate, quelle del cosiddetto Regno del Sud, con una situazione però complicatissima, perché di fronte a un crollo repentino dopo l'8 settembre delle istituzioni politiche e militari, bisogna ricostruire tutto da zero o quasi da zero. E quindi bisogna costruire soprattutto una credibilità nei confronti degli alleati, che non si fidano degli italiani, per ovvie ragioni, e che appunto offrono con il contagocce l'opportunità per le forze armate italiane di dimostrare la propria capacità di risorgimento, di rinascita all'interno di quella che è la guerra di liberazione. Diventa a questo punto la guerra di liberazione per cacciare i tedeschi o appunto le formazioni della Repubblica Sociale. Detto questo, e quindi Messe è un esponente anche in questa circostanza molto determinato, che sa il fatto suo, che non la manda a dire, che si rivolge agli alleati sicuramente con
deferenza, con uno spirito di colui che deve accettare qualsiasi cosa, ma che non manca occasione per ribadire la propria autorevolezza, la propria dignità e la dignità soprattutto delle forze armate italiane. Ecco quindi, grazie anche a Messe, la capacità delle forze armate italiane, soprattutto quelle dell'esercito, quelle di terra, nel avere quella progressione dal dicembre del 43, con il primo raggruppamento motorizzato che combatterà il 7 l'8 dicembre a Montelungo, al confine tra la Campania, il Molise e il Lazio, e poi quello che sarà il percorso nel corso del 44 con il Corpo di Liberazione, che collaborerà con l'8ª Armata nella campagna adriatica dell'Abruzzo, le Marche, eccetera, e poi sulla linea gotica tra la fine del 44 e i primi mesi del 45 con i gruppi di combattimento. Quindi è tutto un percorso di riaffermazione della dignità nazionale all'interno di rapporti molto complicati con gli alleati, perché appunto non è scontato. La cobelligeranza, come dico sempre io nella lettura dei documenti diplomatici che faccio, è molto complicata, è sempre un discorso di rinegoziazione quasi quotidiana, no? Cioè riaffermare, perché parliamoci chiaro, l'armistizio è una faccia, l'altra faccia è la resa senza condizioni, e la resa senza condizioni significa che accetti qualsiasi cosa ti venga imposta dall'altra parte, e quindi devi ogni volta, ogni giorno dimostrare che le capacità ci sono, la possibilità di riscatto c'è, la volontà di sacrificio c'è, perché è diventata ormai una guerra nazionale, una guerra di liberazione per riaffermare anche, e qui inizia secondo me il percorso anche politico di Messe, in cui indipendentemente dal precedente, no? Da quello che era il regime, sicuramente, ripeto, Messe non era un progressista, non era un rivoluzionario, non aveva velleità di nessun tipo, ma aveva come velleità quella di riaffermare le istituzioni, che in quel momento era la monarchia, però che ha comunque il senso dello Stato con la S maiuscola. E quindi questa sua volontà di adeguarsi a cercare di trovare un equilibrio tra accettare quello che che gli viene offerto, ma altrettanto quello che si può fare. E questo sicuramente è merito anche suo, in quello che sarà poi questa progressione fino all'aprile del 45. Detto questo, possiamo andare avanti. Ecco qua. E qui arriviamo un po' alla parte conclusiva della sua vita. Una vita che, dopo tutti questi onori, dopo tutte queste capacità, dopo tutte queste riconoscimenti appunto, egli ha raggiunto il più alto grado possibile, maresciallo d'Italia, tra l'altro un grado che poi verrà pure tolto, e quindi tutti quelli che lo hanno meritato fino a quel momento rimane ad personam, cioè non glielo possono togliere. Hanno abolito il grado, quindi non ci sono altri che potranno raggiungere quel grado, ma quelli che lo hanno meritato lo tengono a vita, nel senso, e ci sarà lui, ci sarà Bastico e basta, poi erano questi, poi gli altri erano già morti. E questo è sicuramente un elemento, vabbè, Graziani era stato pure degradato, quindi diciamo che è un po' fuori sacco, però diciamo che i due sopravvissuti sono lui, Messe e Bastico. E quindi inizia per lui un periodo, diciamo, tra virgolette, di riposo, perché appunto con la fine della guerra si riappiana un po' la situazione, la necessità, il suo ruolo viene ridimensionato, quello di capo di Stato Maggiore Generale, acquista una sua funzione prevalentemente consulenziale nei confronti del governo, e lui non ci sta dopo che ha avuto cioè lui ha fatto una carriera di 45 anni di vita militare, con tutti i gradi nei sottufficiali, negli ufficiali, tutti gli impegni bellici, eccetera, 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 è arrivato all'incarico di capo di Stato Maggiore Generale, diciamo che gli sta un po' stretto un ruolo consulenziale del governo, e quindi decide di uscire dalla vita militare. Gli viene offerto, della vita militare attiva intendo, gli viene offerto il ruolo di ambasciatore in Argentina, che lui rifiuta perché non lo ritiene accettabile, non lo soddisfa, quindi passa nella riserva nel 47, per 6 anni diventa presidente del Consiglio dell'Ordine di Savoia, che era un ordine delle decorazioni date ai comandanti. Lui aveva avuto già, diciamo, in tutte queste decorazioni, io ho un po' soprasseduto alle decorazioni, non è che sono stato così puntuale nel dirvi tutte le medaglie che ha preso, ma tra queste medaglie c'era sicuramente anche alcune dell'Ordine di Savoia, che poi verrà
cambiato in d'Italia, perché appunto col 46, con la modificazione istituzionale, cambia nome, ma è sempre lo stesso, la decorazione, e lui appunto inizia un'attività anche pubblicistica. Scrive diversi libri di memorie, in cui si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, perché diciamo che non tutto gli è piaciuto, ha obbedito a suo modo, però diciamo che evidenzia anche una certa un senso polemico che poi diventa un po' sfogo e diventa anche l'apripista per un impegno politico. E qui possiamo arrivare a questa ultima diapositiva, in cui ha questo percorso in partiti, diciamo, conservatori, nella DC del 53 come senatore, poi diventa deputato monarchico nel 61 perché in una legislatura non viene eletto, poi nel 63 deputato liberale, quindi diciamo che si colloca ovviamente in posizione di centrodestra, se non di destra, riaffermando anche l'orgoglio degli ex combattenti, quindi non abiurerà ovviamente mai la sua su essere anticomunista, aveva combattuto i sovietici e diciamo, questa sua inclinazione viene ripagata con la stessa moneta dal Partito Comunista Italiano o comunque dalle filiere di comuniste anche di oltre confine, però mantenendo comunque una sua dignità e una sua onestà intellettuale. Questo gli va riconosciuto al di là di qualsiasi tipo di scelta politica discutibile o altro. E quindi chiude la sua esperienza anche di vita nel 68 portandosi dietro una vita brillante sotto ogni punto di vista. Io ho avuto il piacere e l'onore di essere contattato dopo che ho scritto il mio volume Generale Mussolini, mi scrisse uno dei figli, mi scrisse una lettera in cui apprezzava molto la biografia che avevo ricostruito, mi fece giusto un piccolo appunto sulle motivazioni del rifiuto dell'incarico di ambasciatore in Argentina, ma per il resto, e quindi andai a casa sua al Fio di Messe, fu per me una grandissima emozione e appunto confermai la mia stima verso questo generale di cui porto lo stesso nome e che in qualche modo diciamo, rappresenta, ripeto, nonostante possibili scelte che uno può, diciamo, un elemento monarchico dopo il 46 potrebbe essere un elemento distorsivo, ma rientra all'interno del personaggio, no? Diciamo, è stato fatto anche recentemente un libro proprio sulla sua attività politica dopo il 46. Quindi è un elemento sicuramente importante che conferma come vi siano state anche delle figure illustri, onorevoli, da elogiare, degli alti vertici militari, e quindi fortunatamente non abbiamo avuto solo i grigi come può essere Ambrosio o i pavidi o gli interessati come altri, come può essere Badoglio, Roatta, Cavallero od altri, ma abbiamo anche l'onore e l'orgoglio di mostrare generali di questa pasta. E da ultimo faccio sempre una considerazione è curioso che l'Italia abbia avuto durante il periodo del regno, tre capi di Stato Maggiore Generale. I capi di Stato Maggiore Generale furono tre perché venne istituito come incarico, cioè coordinamento delle forze armate, no? Al di sopra degli stati maggiori di forza armata. Ci fu Badoglio dal 25 al 40, poi Cavallero dal 40 al 43 e poi Messe dal 43 al 45. Ebbene, i primi due furono piemontesi, tutte e due del Monferrato, Badoglio e Cavallero. Badoglio di Grazzano, poi denominato Grazzano Badoglio, ancora si chiama Grazzano Badoglio, pensate un po', il suo paese si chiama ancora Grazzano Badoglio, mentre Cavallero era di Casale Monferrato. E paradossalmente si attribuisce questo incarico a un non piemontese, anzi a un meridionale come è Messe, solo nel momento in cui il governo italiano non è più a Roma, ma è in Puglia.
quindi per ironia della sorte ci voleva l'arrivo del governo in Puglia per attribuire questo incarico a un generale pugliese, così è un elemento curioso, ma che mi fa sempre sorridere nel dirlo, no? Perché è anche un po' segno dei tempi, no? Il tempo cambia e si dà l'opportunità al figlio di un manovale, un figlio di un operaio, che ha iniziato la sua carriera militare veramente con nessun titolo di studio, di riuscire a raggiungere nel momento più critico, nel momento più difficile della storia militare del paese, un incarico così importante che ha saputo portare avanti con grande onestà intellettuale e capacità. E questo è anche un po' l'anima degli italiani, no? Gli italiani che possono essere cialtroni, le notizie degli ultimi giorni non fanno che confermarcelo, no? Cioè un elemento veramente di cialtroneria all'ennesima potenza, però l'italiano sa anche nei momenti più disgraziati, necessità fa virtù e riesce a partorire anche un Messe che alla fine ci riesce un po' a risollevare anche il morale. Cioè, la guerra era sempre persa, per carità di Dio, però è stata persa un po' più dignitosamente rispetto a come era rimasta l'8 settembre, così giusto per dire, no? L'8 settembre l'avevamo persa anche senza dignità. Nel 45 l'abbiamo comunque persa, ma almeno con un po' più di dignità, e questo lo dobbiamo a Giovanni Messi. Beh, riprendendo un po' la canzone con te e cambiandoci un pochino le parole, se anche l'operaio vuole il figlio dottore, anche il manovale a questo punto voleva il figlio maresciallo d'Italia. Esatto, esatto. Quindi questo Esatto. è un po' la conclusione. E per citare Marco Boniardi che ci sta commentando, come diceva Napoleone, correggetemi se sbaglio, in ogni soldato c'è il bastone, in ogni zaino del soldato c'è il bastone del maresciallo, quindi diciamo che tanto meno tanto vale, questa frase di Napoleone, se mai l'avesse detta, non lo so, si dice, per me sicuramente valeva. Assolutamente sì. Allora, intanto ovviamente io ti ringrazio Giovanni, e qua diciamo concludiamo una serie di biografie spin-off anche della seconda guerra mondiale vista dalla parte militare italiana e dai suoi alti gradi. Questo non significa una conclusione netta, ma insomma ulteriori biografie potranno esserci anche successivamente in futuro, quindi sarei ovviamente subito chiamato. Sì, momento ovviamente di cioè pure quando sei al mare ti porti il tuo libro, Giovanni, incredibile. Ma il discorso è questo, non era tanto per dire comprate il libro, era per dire nel libro troppe altre biografie ci stanno, quindi ha voglia a dirette, quindi sì. No, infatti ce n'è del materiale che potremmo tranquillamente sfruttare per altre dirette da me, se tu avrai ovviamente piacere di guarda, venire. venire da te è sempre un piacere, poi sono temi, ripeto, che sul mio canale ne ho parlato tanto, ma come si dice, non è mai a sufficienza, quindi è l'elemento, anzi aspetto con grande trepidazione quando il canale di Gioele, la biblioteca Alessandria, arriverà a parlare dei generali del Novecento, appunto in quella sorta di gioco a cui hai partecipato anche tu con i generali della storia moderna, e diciamo che commesse se ne vedranno delle belle, quindi diciamo che mi aspetterò veramente non so se verrò chiamato io o qualcun altro, però quello sarà sicuramente una puntata che guarderò con grande attenzione, perché Messe ha una sua specificità e diciamo ci voleva poco per brillare all'interno dello Stato Maggiore italiano, però diciamo che per fortuna almeno un Messe, come diceva Garibaldi, anzi come diceva Morandi, ma forse anche Garibaldi, 1 su 1000 ce la fa, e quindi diciamo che Messe Assolutamente sì, ma insomma, quando arriverà questo momento di questo Clash of Generals che sta facendo Gioele, ma prenotati subito, perché è probabile anche che Messi sarà, forse, guarda, voglio fare un pronostico, i miei due spiccioli, ok? Magari in semifinale o anche in finale potrebbe essere l'unico generale italiano che appunto ce la fa, e che potrà arrivare appunto a quel match. Detto questo, allora io prima di concludere faccio un ulteriore annuncio, sebbene anche molto in ritardo, ma presto vi metterò in community quello che appunto sto per dire, insomma la geolocalizzazione. L'11 di settembre
per quanto sia una data, insomma, ricordata sia per noi che per la storia mondiale, un po' con l'amaro in bocca e una grande ferita nel cuore, sarò insieme a Giulio Poggiaroni, che appunto, sì, grazie Giulio, che giustamente mi stai Sì, però titillando. l'aveva detto anche all'inizio della diretta, io ero testimone, quindi ci apre e ci chiude con questa cosa. Esatto, fuori live infatti l'avevo detto. Allora, saremo io, Giulio Poggiaroni di Italia Military Archives e anche il mio socio Daniele Santarelli, che presenteremo con ovviamente i due autori lì, Mirko Campochiari e il generale Paolo Capitini, il libro Le parole della guerra. Le parole della guerra di questi due autori. Lo presenteremo a Firenze al caffè Le Murate, se non ricordo male, alle ore 18, quindi insomma potrete essere lì ad ascoltare, ma specialmente, e questa secondo me è la cosa più interessante, vi consiglio di già prepararvi delle domande, perché chi farà le domande sarete principalmente voi del pubblico. Vogliamo fare una cosa molto interattiva che, ecco, in qualche modo abbracci e renda partecipe proprio il pubblico, e con due analisti geostrategici militari italiani, attualmente abbastanza anche in voga di questi tempi, insomma, quale migliore occasione per appunto chiedere tutto quello che avreste voluto chiedere e che non avete mai avuto il coraggio forse di farlo. Quindi quella secondo me sarà un'ottima occasione, quindi partecipate numerosi, noi vi aspettiamo lì, poi magari insomma potremmo anche successivamente un pochino parlare, dire quattro cose. Io purtroppo non potrò essere lì tutto, cioè anche fino al giorno dopo, perché devo assolutamente tornare a casa, però sempre per quegli impegni istituzionali di cui sopra. Però ammettilo, sei talmente stanco che non hai la forza neanche di fare le domande, le fai fare al pubblico. Capisci il dilemma? Capisci il dilemma? No, è che pensiamo semplicemente che il pubblico sia molto più divertito facendo proprio loro le domande, e noi di fatto veramente come moderatori di tutto questo dibattito. Detto questo, io a questo punto vi ringrazio che siete rimasti qui con questo orario un po' particolare e che purtroppo insomma si replicherà. Alla prossima live, che sarà se tutto va bene, spero il 28 settembre, torniamo a parlare di storia moderna, e questa volta approfondiremo un tema che già avevamo toccato con la rivoluzione americana, ma che è stato appunto citato un po' tranchant, ma che forse meriterebbe un ulteriore approfondimento, e quindi parliamo delle guerre franco-indiane, che sono una parte anche interessante e importantissima della più grande guerra dei 7 anni, di cui spero appunto successivamente di fare una live. Detto questo, io a questo punto ringrazio voi, ringrazio te Giovanni, è sempre un piacere averti qua È a reciproco, raccontare, reciproco. e a questo punto noi ci vediamo a una prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti e ci vediamo a Firenze, non mancate.